Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta e buon Natale da parte di noi tutti, del gruppo Media Nord-Est, di Antena 3 alle vostre famiglie, a chi ci segue anche in questa giornata. Abbiamo deciso di stare insieme, di tenerci compagnia. Avremo interviste, avremo contributi, collegamenti, insomma passeremo insieme questa giornata e cominceremo, lo dico subito, con un'intervista straordinaria. Tra poco vi presento il nostro primo ospite. In questa giornata sarà con noi anche il presidente, il governatore Luca Zaia. Poi vedremo gli auguri dei sindaci, non solo, insomma saremo insieme per capire anche che cosa succede in questa giornata speciale, importante, magica, che unisce le famiglie e appunto ci terremo compagnia. Saluto e ringrazio, sono veramente emozionato e contento che sia ancora con noi, poi particolarmente sono in questa giornata, il Patriarca di Venezia. Grazie Monsignor Francesco Moraglia. Buongiorno Eccellenza. Buon Natale a tutti, buongiorno, buongiorno. Grazie davvero ancora per aver scelto e accettato il nostro invito in questa giornata importante. Senta, ce lo volevano portare via il Natale, no? L'Unione Europea con quella cosa strana, che cosa ne pensa? Beh, che la cosa dispiace perché si è arrivati anche a pensare e a proporre questo, cioè la storia non esiste più, le tradizioni dei popoli vengono cancellate in base a una richiesta di non offendere non si sa chi bene perché, riconoscendo semplicemente che il 25 dicembre si fa festa e il motivo della festa è il Natale. Nessuno è obbligato a vivere il Natale, però se il Natale è il Natale, chiamiamolo Natale, perché se entriamo nella logica in cui ognuno dice, costruisce una novità, sradicando dal terreno della storia, delle tradizioni, e qui io direi anche dalla vita vissuta dei popoli, in base a una decisione che è imposta dall'alto, e forse dobbiamo avere il coraggio anche di dire da minoranze che possono essere certamente influenti e lo dimostrano di essere influenti proprio nel momento in cui riescono a fare queste proposte, ma che non corrisponde al sentimento, ecco, dei popoli, del popolo. Quindi io credo che su questo bisogna stare attenti, perché che indubbiamente il Natale possa diventare una festa unicamente commerciale è un rischio, un pericolo, qualcosa che per noi cristiani deve essere guardato con una certa attenzione. Ecco, ma depennare una realtà come anche altre realtà che riguardano la storia e le vicende vissute lascia veramente, veramente perplesso come atteggiamento. Mi pare che abbiano capito, ecco, l'aria che tirava e che siano ritornati indietro, ma forse perché è stato fatto notare che non era il caso di percorrere una strada che comunque sia non corrispondeva alla realtà. Vede, c'è una bella frase di Orwell che dice che la libertà inizia quando io posso dire a tutti che 2 più 2 fa 4. Senta, Eccellenza, mentre questo effettivamente, diciamo, racchiude un po' il senso anche di quello che è successo, quando noi ci vediamo in questo momento, no? Ci parliamo, poi vorrei parlare anche del senso che lei ha già toccato del Natale e quindi forse di quella luce che adesso un po' sembra ci manchi, ne abbiamo bisogno, no? In queste giornate, quindi poi ci arriveremo. Però mentre noi ci parliamo e ci vediamo ci sono tante famiglie che finalmente si vedono, si riuniscono anche con attenzioni, speriamo ovviamente in questo momento. Che messaggio vorrebbe mandare a loro in un momento come questo, cercando magari un po' di astrarsi, per quanto difficile ovviamente, da quel che stiamo vivendo?
È che intanto la festa ha un valore umano importante e che il far festa vuol dire anche non ridurre la vita semplicemente ai problemi, alle necessità, alle urgenze, alle scadenze, all'agenda, e questo credo che sia una cosa importante. Poi c'è una festa particolare che si chiama Natale, che noi continuiamo con gioia a chiamare Natale, nella quale viene data una notizia particolare, ecco, che per quanto le difficoltà possano attanagliare le generazioni, le epoche, le situazioni, il cristiano sa che Dio non lo lascia solo, e non semplicemente attraverso qualche messaggio, qualche parola, ma coinvolgendosi direttamente nella storia. Ecco, io credo che si vive bene il Natale quando si prende sul serio questo evento scandaloso, ecco, per chi ragiona non considerando che Dio, oltre a essere onnipotente, è anche un amore infinito, quindi escogita una modalità che forse a noi uomini non appartiene, ma direi che è l'esaltazione ultima di quello che poi Gesù è venuto a chiederci nel momento in cui ci chiede il perdono. Nel momento in cui ci chiede di perdonarci, chiede di fare un atto di gratuità e di fiducia nei confronti di un'altra persona che ci domanda il perdono. Ecco, Dio è superiore a questo atteggiamento, perché ci perdona anche sapendo che l'uomo può rimanere libero nel rifiutare questo perdono. Quindi vede, il Natale è bello dire che è una notte magica, è bello dire che è pieno di fascino, è molto bello insegnarlo ai nostri bambini, e io direi ai genitori che hanno i bambini piccoli: aiutateli a penetrare il fascino del Natale. Però vede, il Natale è anche una proposta antropologica, al di là di questa parola che può sembrare un po' difficile, è una proposta fatta all'uomo attraverso un profilo umano e un progetto umano che si chiama il bambino di Betlemme, che poi diventerà l'adolescente, che poi diventerà l'uomo Gesù, che poi parlerà, ecco, col Vangelo. Quindi dobbiamo recuperare qualcosa che molte volte non è presente nella nostra vita, perché la nostra fede forse non è a sufficienza maturata, no? Ma nel Natale c'è tutto. Il Natale è un seme. Ecco, io vorrei lasciare un po' questo pensiero. Il Natale è un seme. Vede, nel seme c'è già l'albero, anche se non è lì, non è presente, però c'è già l'albero, e quel piccolo seme che io posso confondere, se non sono esperto in scienze agrarie, no? Il seme della pera e il seme del melo, e li vedo, sembrano uguali, eppure lì c'è l'albero che darà pere, l'albero che darà mele, e così via. Ecco, il Natale è proprio questo inizio, questo cominciare una vicenda umana. Certo, una crescita poi, no? Anche una formazione e tutto. Senta, eccellenza, guardando il presepe, sono figure Giuseppe, Maria, il bambino che lei appunto ha citato, l'asino, il bue, poi arrivano i re magi, però ci sono un po' tutte le figure, no? È la vita, è il lavoro, c'è tutto. Ci sono anche quelle pecorelle. Ci sono secondo lei oggi più pecorelle smarrite? Beh, guardi, io penso che al di là dell'idealità, che poi può essere anche differente, ma lo smarrimento delle persone è veramente notevole, pesante. Sì. Per non parlare poi dello smarrimento degli adolescenti, proprio per l'età che stanno attraversando,
e perché evidentemente in un adolescente ci sono delle domande più forti, più intense, più radicali. E vede anche bene che in un adolescente ci sia anche la componente della ribellione. Io parlo di una sana ribellione, non di una ribellione patologica che accompagna certe persone tutta la vita e le rende solo arrabbiate, ma ci sono anche delle stagioni della vita in cui la curiosità, gli stimoli, le domande sono più fondamentali, appartengono di più a quel periodo della vita. E vede, le persone sono molto, molto confuse, smarrite. Dobbiamo recuperare, direi, un contatto con la realtà. Vede, io non vorrei dire una cosa che potrebbe essere fraintesa. La pandemia è stata una iattura, ecco, è stato qualcosa di terribile, di tremendo, però ci ha obbligato anche a ripensare alcune cose. Per Faccio esempio? alcuni esempi molto semplici, no? Noi davamo per scontato la relazionalità. Certo. Era qualcosa che faceva parte della quotidianità. Adesso abbiamo visto in certi periodi, adesso meno, ma soprattutto alcuni mesi fa, l'anno scorso, cosa voleva dire la solitudine. Noi faremo i conti con questa pandemia non solo dal punto di vista tragico delle vite umane che il Covid si è portato via, ma faremo anche il conto con questa pandemia per quello che riguarda le ferite dell'anima, della psiche, la solitudine, che ha messo in evidenza non solo il disagio anche da parte di alcune famiglie di poter dare ai propri figli degli strumenti per la didattica a distanza, e quindi sono rimaste comunque sia delle scoperture che rimarranno nel curriculum scolastico di alcuni ragazzi, ma anche la solitudine nella mancanza dei rapporti. L'altra cosa che ci ha insegnato questa pandemia, che forse è ancora più radicale, è che l'uomo appartiene a un essere fragile. Noi siamo stati un po' abituati anche da una certa cultura tecnoscientifica e prima ancora da un pensiero filosofico a pensare l'uomo in splendida solitudine e autonomia. Mentre questa pandemia ci ha fatto toccare con mano, al di là, ripeto, dell'idealità che una persona può avere rispetto a un'altra persona, che l'uomo comunque sia è fragile, comunque sia l'uomo deve fare i conti con una precarietà che appartiene alla sua costituzione. Noi siamo costitutivamente delle persone fragili, deboli. E allora la cosa che poi la pandemia avrebbe dovuto insegnarci è che la solidarietà è fondamentale insieme alla sussidiarietà, no? Noi non dobbiamo pensare a una cultura, a una pedagogia oppure anche a una società assistenzialista, perché questo sarebbe non rispettare neanche le persone che si intendono aiutare, ma dobbiamo pensare a una società che dà a tutti la possibilità di percorrere un tragitto personale di realizzazione. E allora i due termini che vanno tenuti strettamente insieme sono solidarietà e sussidiarietà, che diventano un po' qualcosa che può illuminare anche il superamento di certi momenti difficili come quello della pandemia, che speriamo di aver messo almeno per gran parte di essa dietro le nostre spalle, anche se siamo obbligati a pensare che i mesi futuri saranno difficili anche per i colpi di coda legati alla pandemia, per quello che riguarda per esempio anche la caduta del PIL che c'è stata nell'anno precedente,
e i colpi di coda li vedremo, ecco, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nonostante molti indicatori, ecco, ci siano confortino. già, certo, più che positivi. Allora, sussidiarietà, solidarietà, diciamo, è il famoso insegnare a pescare e non regalare i pesci, no? Però, oltre a questo ragionamento, c'è una cosa che spaventa e noi ne parliamo sempre tanto, cioè, la spiego come l'ho sempre interpretata, cioè noi abbiamo perso amici, abbiamo cancellato amicizie, quello che la politica non ci aveva spinto a fare, cioè questa società con percentuali, lo sappiamo, minoritarie, è fortemente divisa. Cioè, eccellenza, che mondo è dopo la pandemia, sperando che finalmente riusciremo a parlare di un dopo pandemia, però con queste forti contrapposizioni, con questo dialogo che non c'è più, non c'è possibilità di dialogo tra due parti, una numerosa e una minoritaria per quanto tale, ma che è sempre parte di questo mondo, sono i nostri vicini, i nostri colleghi, i nostri amici, cioè che mondo è dopo quello che stiamo vivendo? La Come si pandemia, recupera? sì, la pandemia ha messo in evidenza quello che era già in atto in modo soffice, in modo latente. La pandemia ha esasperato, ha velocizzato un movimento. Come tutti i momenti di emergenza, mette in evidenza le criticità. Quindi evidentemente c'era qualcosa sul versante da lei indicato che già precedentemente riguardava la nostra società. Io faccio un esempio per andare proprio nella linea che lei diceva prima, per esempio la difficoltà ad intendersi tra generazioni. Noi sappiamo una cosa, che in Italia l'ammortizzatore sociale primo è la famiglia. Esatto. Perché la famiglia aiuta le giovani generazioni e la famiglia poi aiuta in mille modi, a secondo quelle che sono le possibilità, aiuta anche i nostri vecchi, e dico questa parola vecchi nel senso migliore del termine, i nostri anziani, coloro che ci hanno portato sulle spalle, che ci hanno portato a essere persone adulte, mature, autosufficienti anche dal punto di vista sociale, no? Ecco, però c'è questa difficoltà ad intendersi non solo all'interno della stessa generazione, ma tra le generazioni. Evidentemente qualcosa va ripensato che la comunione è una realtà che precede anche le legittime differenze. Nel momento in cui lei ed io possiamo avere anche un confronto perché determinate cose le vediamo, le sentiamo diversamente, però non dobbiamo dimenticare che siamo due uomini, facciamo parte di una realtà comune. Ecco, questo mettere in alternativa realtà che costituiscono la società, giocare su questo modo, direi, battagliero di affermare i propri diritti, quasi pensando che non possono essere condivisi con diritti altrui. Ecco, questa animosità, questo modo, direi, di affermare il proprio io, questa autoreferenzialità, questo io che non sa più dire la parola Noi, certo. non pensare che io mi realizzo nel momento in cui so dire qualcosa di significativo e anche fare qualcosa per la mia comunità, e che la comunità è tale quando valorizza i singoli. Ecco, recuperare queste dinamiche, direi, culturali, sociali, pedagogiche, ecco, che costituiscono anche per il cristiano l'espressione del Vangelo.
Quando si parla del pensiero sociale della Chiesa, della dottrina sociale della Chiesa, si parla di tutte queste realtà. Ecco perché prima dicevo che il Natale è l'inizio di un progetto e che il Natale va difeso anche nella bellezza della notte di Natale, il fascino della notte di Natale. Ma il Natale è l'incipit, è l'inizio di questa progettualità che la persona di fede, la persona credente traduce poi anche in scelte culturali, in scelte sociali, in scelte di rapporti economici, per cui poi la frase siamo tutti sulla stessa barca oppure siamo un arcipelago e non siamo delle isole ha un suo significato, ha un suo senso, se no rimane unicamente un'affermazione così ridondante, più retorica che realmente significativa. Ecco, Eccellenza, volevo portarla su un altro tema, un altro paio di temi veloci, ma non per questo meno importanti, anche perché lei è molto sensibile ovviamente al lavoro ed è una delle componenti di quella crescita che dicevamo, di quella serenità che lei citava. Ha dato un segnale molto forte in questi giorni sulla speed line, sperando che appunto sia scongiurata la chiusura, quindi la perdita di lavoro di moltissime persone nell'area del Veneziano. Il lavoro è quello che ha sofferto in questi quasi 2 anni le conseguenze ovviamente della pandemia. Come sta il territorio secondo lei, quello che lei rappresenta è più largamente questo nord-est dal suo punto di vista? In questo nord-est dobbiamo dire che c'è la spina dorsale di quella che è l'economia italiana. L'economia italiana, oltre il 98%, è costituita da aziende medio-piccole e le aziende medio-piccole appartengono alla cultura del Veneto, appartengono alla cultura delle nostre terre, della nostra terra, del nostro territorio. Ed è certamente preoccupante, ecco, che il sistema veneto abbia dovuto pagare uno scotto grosso per quello che riguarda il sistema bancario. Era importante una banca che fosse collegata col territorio. Io capisco le dinamiche del grande capitale a livello mondiale, certo, però noi sapevamo che il sistema bancario del Veneto era qualcosa che nasceva dalla cultura, dall'anima, dalle tradizioni, dalle scelte che la nostra gente aveva fatto. E le aziende medio-piccole sono frutto molte volte del lavoro di operai che si sono messi in proprio, che hanno avuto questo coraggio, di famiglie. Ecco, credo che sia qualcosa su cui dobbiamo essere molto attenti, molto presenti. Certamente quando le proprietà passano da realtà, famiglie, gruppi che sono costituiti sul territorio e quindi dico non in modo retorico ma che amano il territorio perché appartiene a loro il territorio, ma diventano delle proprietà che hanno sede poi in altri, non dico continenti, ma certe volte anche continenti, ma certamente in altre nazioni, in altre aree geografiche. Ecco, allora si rischia veramente di diventare dei numeri e gli operai, gli uomini diventano anche le donne che lavorano in azienda ai vari livelli, anche dirigenziali, anche impiegatizi, diventano dei numeri. Questo è qualcosa su cui dobbiamo cercare di mantenere ferma l'attenzione. Vede, lei accennava probabilmente alla giornata di domenica 19, quando siamo andati a supportare. Ecco, io ho risposto a una lettera che mi è stata inviata dai sindacati, dalla CISL e dalla CGIL, i rami, ecco, dei metalmeccanici, la FIM e la FIOM,
E ho risposto subito, anche preferendo questo impegno ad altri, cercando anche di spiegare che per noi, perché immagino, ecco, che la proprietà sentisse, ecco, questa manifestazione, quindi parlare in quel momento voleva dire, ecco, sopposare anche le parole, ma che fosse chiaro che non erano solo delle famiglie, parliamo di 600-700 famiglie che erano a mani nude, ecco, di fronte a un problema più grande di loro, ma voleva essere in qualche modo tutto il territorio. E io ho parlato anche di una contrattazione, se è il caso tenace, ma non ostile in partenza. Nello stesso tempo però, ecco, ricordando anche quella che è la politica aziendale di Roland, di Speedline, ecco, dicevo che sarebbe bella l'occasione di poter verificare che quella condivisione, ecco, che diventa la forma culturale e politica dell'azienda, potesse essere verificata in questo frangente. Sì, infatti a quello facevo riferimento. Senta, eccellenza, veramente l'ultima battuta, la nostra basilica come sta? La basilica di San Marco, l'acqua alta, i lavori, ha un appello da fare? Le rispondo diplomaticamente, poi le dico un po' alcune cose. Va bene. Potrebbe star meglio, ecco, potrebbe star meglio. Potrebbe star meglio perché lei ha accennato l'acqua alta, che è purtroppo un ospite frequente della struttura della nostra basilica. E poi adesso abbiamo iniziato dei lavori che per alcuni intoppi burocratici purtroppo da qualche settimana sono fermi. E questo aggiunge un problema ai problemi. La Basilica, guardi, è il cuore della diocesi ed è, credo, anche il cuore un po' delle nostre terre venete, no? Perché in Basilica abbiamo l'Evangelista Marco che dà un po' il nome, se lei si ricorderà, al Manzoni, terra di San Marco, no? E quindi la Basilica non è solo di tutti perché è un gioiello artistico e conosciuto ovunque nel mondo, ma perché per noi veneti, per noi credenti, è veramente quell'inizio di idealità a cui facevo cenno prima. Vede, la Basilica è molto bella, ma quel bello della Basilica nasce dalla verità della fede, quindi dalla verità del Natale. E ritorniamo sul punto fondamentale. Speriamo di poter dire che siamo liberi, incominciando da dire che 2 più 2 fa 4. E quindi auguro a tutti non solo un buon Natale, ma anche un santo e sereno Natale. C'era una parte in cui doveva dire delle cose cattive, poi, no? Dico no, che i lavori potrebbero andare un po' meglio. Ho parlato proprio nei miei giorni scorsi con chi ha la responsabilità, ecco, e mi diceva che purtroppo l'intoppo adesso è burocratico. Speriamo di poter sciogliere e poter dar seguito quindi a questi lavori, perché come lei dice la stagione nella quale siamo entrati è quella delle acque alte più ricorrenti, più frequenti, anche se le devo dire che in questi ultimi anni i livelli delle acque alte sono sopra la norma e la frequenza delle acque alte, non sempre a livelli estremi, ma stanno diventando ricorrenti e quindi vengono intaccate alcune parti murarie, soprattutto dei mosaici, delle colonne, che avranno sempre più difficoltà a essere restaurate, anche non dimenticando che certi materiali di cui è costituita la nostra basilica vanno in esaurimento, e quindi motivo di più per prevenire piuttosto che dover riparare i danni dell'acqua granda o dell'acqua alta.
Grazie davvero al Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, grazie per essere stato con noi. Buon Natale e buona giornata di Natale a tutti. Grazie ancora a lei, buon Natale ovviamente, grazie. Noi ci rivediamo tra pochi istanti con il governatore del Veneto Luca Zaia, tra poco. Torniamo in onda, saluto e ringrazio il presidente Luca Zaia, grazie per essere con noi, buon Natale. Buon Natale a tutti. Anche in questa giornata abbiamo scelto di stare al fianco dei nostri telespettatori. Speriamo che sia meno positivo come Natale. Okay. Però è un Natale strano anche quest'anno. Ecco. Guardi, Mi faccia dire subito, perché noi non ci siamo più visti, ragioniamoci sopra, Luca Zaia dalla pandemia all'autonomia, è colpa sua se sono rimasto sveglio alcune notti, glielo confessavo prima di iniziare questa... perché racconta tanto di sé e questo non me lo aspettavo, quarta ristampa più venduto nella saggistica dell'ultimo mese. Sì, diciamo sono 4 settimane, quindi vuol dire che a qualcuno è piaciuto. Sono 204 pagine, mediamente una settantina sono di biografia, che inquadrano però sempre il tema, diciamo, che stiamo discutendo, che si va presentando con il libro, che è quello del Covid. Non è un diario del Covid, quindi non è noioso star lì a vedere il giorno 1, il giorno 2, assolutamente no, ma è ragioniamoci sopra. Perché? Perché il Covid, come tutti i grandi big bang della storia, pensate alla guerra mondiale piuttosto che il crollo del muro di Berlino o le torri gemelle, lasciano poi un segno nella nostra società. Allora, un segno chiaro è quello sanitario, i morti, il dramma sanitario, che è un grosso dramma sociale, ma poi ci sono anche altri segni che il Covid lascia e che vengono un po' analizzati, quindi dico attenzione, perché il futuro non sarà più come il passato, perché il Covid lo ha segnato, ci ha segnati. Un esempio per tutti, abbiamo una comunità che si è spaccata a metà e c'è un dibattito sociale a volte anche violento che mai avremmo pensato di avere. Oppure, che so, la velocità delle nostre vite a causa dello smart working, delle videoconferenze, cioè c'è un mondo che sta cambiando e qui si porta nei ragionamenti. Al prossimo libro farò un romanzo. Ah sì? Ma insomma qualcosa, ho in mente di fare qualcosa. Perché lei, questo era il libro di cui aveva parlato tanto negli ultimi anni, voleva fare che fosse anche un po' un'analisi di che cos'è amministrare, dei bisogni di questo paese, perché lei parla dei bisogni di questo paese, guardi, partendo dalla sua storia. Pensi, Avarino, che se quel Covid, quel 21 febbraio, si fosse poi rivelato da lì a pochi giorni un'influenza, io oggi non sarei qui a parlare del libro ma del mio processo. Sembra strano, no? Perché lei prese delle decisioni eccessive, diciamo. 15 giorni chiuso Vo con i militari in mimetica. Decisi di tamponare tutti i 3.500 cittadini di Vo. Ho chiuso il carnevale, i cinema, i teatri, le chiese e le scuole. Cioè mi avrebbero arrostito. Purtroppo, dico veramente purtroppo, non si è rivelata come un'influenza. Ci voglio tornare, Presidente, però mi dica una cosa, perché vorrei stare sulle decisioni del governo di ieri, torniamo sul Natale. Che cos'è il romanzo, quindi? Cos'è? Un romanzo? No, nel senso che... Cioè vorrei scrivere un romanzo che è legato a questa terra? Ma non lo so, guardi, c'ho un'idea, però questo è il mio terzo libro, vorrei anche dire questo, che qualcuno pensi che mi sono montato la testa o altro. Peraltro devo ringraziare Marsilio Editore, che è la casa editrice dei Veneti, è Venezia. 60 anni di storia, se non ricordo male, è di Venezia, che è una grande rete distributiva, fra l'altro a livello nazionale, per usa il gruppo Feltrinelli. Ringraziarli perché sono loro che mi hanno, dopo un anno di insistenza, mi hanno convinto a mettere insieme questi pensieri che io avevo scritto nero su bianco. Vabbè, insomma, ne è venuto fuori sto libro, mi sembra piaccia, quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno comprato. Ho tanti che mi dicono, ma la coppa non lo trovo. È travolgente, guardi, è strano, ma è travolgente, perché uno dice racconta una cosa che può essere complessa, può essere non per tutti, invece c'è molto della sua vita, questo è cose che magari non sempre... Lei che ha un profilo istituzionale è sempre molto su questo è molto attento, però ci voglio tornare. Mi dice sto romanzo che cosa vorrebbe... No, cioè gliel'ho detto così, ma non me lo vuole dire. Non ho idea. Non ho nulla di definito, però di certo non sarà l'ultimo libro. Sono giuste queste nuove decisioni che ha preso il governo nel confronto con voi in queste ore? Ma guardi, io rovescerei la domanda, ci piacciono? No. Servono? Sì. Perché l'FFP2 per esempio
Guardi, l'FFP2 sui nasce... bus, teatri, queste cinema, sono giusto? scelte, diciamo, governative, però l'FFP2 ha due aspetti. Il primo, la mascherina chirurgica va bene, ma la devi portare bene, perché purtroppo si presta tecnicamente a far così. Scendere. A scendere. Quindi immagino che abbiano introdotto il tema dell'FFP2 perché essendo più sagomata evitiamo di vedere mezza gente che gira col naso fuori dalla mascherina, ad esempio questo è un aspetto. Poi è pur vero che il grado di protezione dell'FFP2 è diverso da quello della chirurgica, cioè non toglie che la chirurgica la utilizzano anche medici eccetera. Ovvio che se sono nelle terapie intensive non usano la chirurgica, questo poco ma sicuro. Guardi, sono regole che io spero che se ne vadano velocemente perché vorrebbe dire che se ne va il Covid. Dopo ai Veneti io devo dire una roba, e lo dico il giorno di Natale, perché a me non piace questa idea che si fa passare che il vaccino non funziona. Si sappia che se non avessimo avuto i vaccinati noi saremmo chiusi in casa da almeno 20 giorni. Perché abbiamo numeri da rosso e ben ma oltre. noi abbiamo parametri da certo. paura, cioè noi facciamo più contagiati al giorno di quando pensavamo di aver raggiunto il massimo a dicembre dell'anno scorso. Giorni nei quali facevamo anche 190 morti al giorno. In questi giorni facciamo una ventina di morti, che è una tragedia. Sì. Abbiamo più contagiati dei giorni dell'anno scorso che facevano anche 190, 200 morti e non siamo chiusi in casa. Perché? Perché le vaccinazioni ci hanno abbattuto l'ospedalizzazione, ma questo lo vediamo anche in Inghilterra, in Gran Bretagna, lo vediamo in Francia, cioè l'ospedalizzazione oggi, pur con una infezione peggiore, è ridotta a 1/3 rispetto a un anno fa. Questo è quello che ci permette di essere aperti. Poi c'è, insomma, poi alla fine sembrava che le discoteche potessero restare aperte, cancellati Capodanno, cioè le feste all'aperto, ma discoteche salvate. Invece poi ieri sera, cioè meglio la sera, poi è arrivata la decisione di chiuderle fino al 31 gennaio, giusto? Io invoco un intervento che deve essere straordinario per questi poveri cristi dei gestori delle discoteche. Soldi devono arrivare. No, hanno pagato un conto durissimo in 22 mesi, 20 mesi. Perché sembrava che fossero gli untori, le infezioni arrivavano, le discoteche erano chiuse, le infezioni arrivavano e le discoteche erano chiuse. Adesso si chiudono ancora nuovamente nel periodo, diciamo, del raccolto, per come andare a settembre a dire a uno che ha coltivato vigneto per un anno lascia l'uva in campagna, la mangeranno gli uccelli, marcirà, ma tu non la puoi toccare. Io spero che il governo, siccome di fatto è così, sono le uniche attività che sono chiuse, perché di fatto sono le uniche attività chiuse, io spero che veramente ci sia un ristoro, ma veramente a piedi lista, perché non ha nessun senso massacrare in questa maniera i gestori delle discoteche. Dopodiché il tema dell'assembramento in discoteca c'è, però è anche vero che avevano l'ingresso con il Super Green Pass ed eventualmente il tampone se qualcuno non aveva la vaccinazione, però questa è la decisione che hanno preso. Quindi i soldi devono arrivare, certo, è fondamentale. Poi insomma da febbraio scende la durata del Green Pass, da 9 passa a 6 mesi, la terza dose adesso dopo 4 mesi. Cosa vuol dire? Che ne facciamo 3 all'anno di questi vaccini? No, intanto è fondamentale dire che chi deve farsi la terza dose, scusi, la faccia prima che può. Quindi faccia il calcolo dei suoi 3 mesi, che saranno 4 mesi, scusatemi, saranno 4, 8, 12, conti 120 giorni e poi si prenoti, cioè dovete prenotarvi per la terza dose. E anche perché la letteratura scientifica e i dati che ci vengono dati è che è una grande barriera all'infezione. Funziona così. Ci sono dei momenti nella storia nei quali capita qualcosa di importante al mondo, alla comunità. I nostri nonni hanno vissuto la guerra, hanno vissuto la tragedia degli omicidi, delle persecuzioni e altro. Noi è toccata la pandemia che in un momento storico come questo quantomeno riusciamo a gestirla. Pensi a quelli che nel 1919 si sono trovati la spagnola, certo. Senza i mezzi di oggi, certo. Ha fatto una strage, ha fatto. Senta, ma un anno fa eravamo qui, lei in intervista
in occasione del Natale. In videoconferenza. In videoconferenza era allora, certo, lui ci raccontò: questa notte mi hanno chiamato, è arrivata la Delta, se lo ricorda? Sì. L'inglese, si chiamava ancora inglese. Era il 24 dicembre, pensi, ho ancora il messaggio della dottoressa Ricci alle 11, alle 23:59, cioè, sembra, uno lo racconta, mi scrive e mi fa: abbiamo sequenziato la Delta. Perché sempre questo periodo? Perché questo è un virus respiratorio, ragiona come l'influenza e diventerà la nostra influenza, ma diventerà, non come va a dire qualcuno in giro che è come un'influenza, perché davanti a più di 5 milioni e mezzo di morti, cioè io posso capire che tu possa pensare che in Veneto non abbiamo capito nulla, ma se ti guardi un po' in giro e lo dici che anche in Italia non abbiamo capito nulla, se ti guardi ancora un po' più in giro dici che anche in Europa non abbiamo capito, alla fine direi che il mondo non ha capito nulla, ma ce n'è uno che ha capito tutto e che parla e scrive su Facebook, quello è bravo, l'unico bravo. Sa qual è il problema, la tragedia? Che molti dei ricoverati, diciamo impropriamente definiti Novax, che non si sono sostanzialmente semplicemente vaccinati, dichiarano tranquillamente in ospedale che loro pensavano che fosse una banale influenza perché leggevano su Facebook che è così. E poi le dirò anche di più, lo dico a quelli che mi stanno ascoltando, probabilmente anche qualcuno si incazzerà: se noi qui avessimo 100 persone che hanno avuto il Covid e facciamo alzare la mano a queste 100 persone, seguitelo bene sto ragionamento per favore da casa, se chiedessimo a 100 persone in una sala che tutte debbono aver avuto il Covid, alzino la mano quelli che si sono curati a casa e possono dichiarare che comunque si cura a casa. 95 alzerebbero la mano. Esatto. Però dovete sempre pensare agli altri 5. E 5 purtroppo con i numeri di oggi sono 1400 persone in ospedale, quei 5 lì. Quindi non focalizzatevi sul fatto che trovate l'amico che dice: oh, ma mi sono curato a casa, non c'è nessun problema. È 95 volte su 100, è così. Cioè, è vincere facile dire si cura a casa, vi dimostro io come si fa a curare a casa, ma poi anche i più grandi, i più eroi dei medici, alla fine i loro 1, 2, 3, 4 pazienti ce li hanno o che ce li hanno inviati in ospedale. Guardi, su oltre 500.000 contagiati dal 2020, 24.000 sono finiti in ospedale. Allora, 24.000 persone curate in ospedale, se lei le divide per il numero di medici di base del Veneto, che sono 3.000, fa 8, 16, 24, sono 8 pazienti a medico. Vuol dire che mediamente un medico che ha 1.500 pazienti ce ne ha mediamente 8 che inviati sono 8 in ospedale. Certo. Il che vuol dire, sembra una banalità, ma se 8 moltiplicato per 3.000 fa 24.000, io ho dovuto trovare 24.000 letti cavametti per curarli. Quindi, anche chi dice anche di avere le soluzioni miracolistiche. Ma guardi, noi abbiamo medici che magari non parlano, ma che hanno avuto un paziente, due pazienti, cioè praticamente nulla. Però la verità è che poi c'è qualcuno che arriva in ospedale, quando arriva ha bisogno di cure intensive. Ma il problema è che si arrabbiano, insultano, maltrattano anche i sanitari, no? Una volta arrivati in ospedale. Questo è stato un po' lo shock. È la cosa peggiore, no? Perché se poi uno è convinto che le cure siano tutta una strategia, sta a casa. Uno è anche libero di curarsi fino all'ultimo istante a casa, con i suoi consulenti, ma farsi ricoverare in ospedale e ancora insultare i medici, che ti dico: guarda che devo fare i monoclonali, guardi che devo passare a alti flussi d'ossigeno. Cioè, se siete convinti di essere presi all'interno di una strategia mondiale dove tutti siamo corrotti e massoni, uno sta a casa, si cura a casa, però purtroppo li abbiamo visti gli effetti. Prende le vitamine, prende l'idrossiclorochina, prende l'invermectina, prende tutte queste robe che gli hanno detto che fanno guarire, fanno resuscitare anche i morti, e finisce lì. Però purtroppo vanno bene nel 95% dei casi e poi il 5% va a finire male. Per oggi è Natale, eviterei di arrabbiarmi. E infatti volevo arrivare a cose un po' più belle. È vero che è Natale, ma è un Natale ancora diverso, no? Ancora una volta, cioè senza le feste di Capodanno, con le attenzioni, le restrizioni. Presidente, tutti stanno correndo, sono corsi nelle scorse ore a farsi il tampone per potersi vedere in famiglia, no? Guardi, anche il tampone. Lei è uno di quelli che sosteneva il tampone anche per i vaccinati? No, guardi, io sempre, allora, chiariamo anche sta roba. E l'ho detto in tempi non sospetti.
Quando trovi qualcuno che ti dice, io ho la terza dose per dire, no? Pensi che c'è ancora qualche Novax che mi sfida a dimostrare che abbia fatto anche la terza dose, addirittura qualcuno dice che non mi sono neanche mai vaccinato, ma io non perdo neanche più tempo, cioè non... ricorderà molto bene che girava un video fake. Sì, che voi grazie a voi poi l'avete... Cioè è una roba vergognosa. Però si utilizza in maniera ridicola, dai, un modo... Io sono vaccinato con la terza dose sono stato a Godega di Sant'Urbano forse 3 lunedì fa, più o meno. Ormai sono 15 o 20 giorni addirittura. So che era un lunedì mattina. E detto questo... Sul tampone, diceva. Lunedì, forse era 6 dicembre, lunedì. Sì, era un 6 dicembre. Io mi sono vaccinato a Godega alle ore 10 di lunedì 6 dicembre. Cioè, davanti a tutti mi ha fatto la coda, ero prenotato. Confermo, era il 6 dicembre. Ecco, lunedì 6 dicembre, mi ricordo che era un lunedì. E fra l'altro sono andato con mia moglie quel giorno alla vaccinazione. Allora, qual è il discorso che faccio? Ci incontriamo io e lei, siamo vaccinati, la frase non preoccuparti tanto, sono vaccinato, non vuol dire niente sta roba qua. Questo è un errore che facciamo. Allora, la vaccinazione a cosa serve? E do anche dei dati, serve a ridurre la possibilità di infettarsi, di prendersi il virus, si legge almeno 6,8 volte in meno la possibilità di prendersi il virus rispetto a uno non vaccinato e di 8,2 volte la possibilità in meno di finire in ospedale. Però un vaccinato può contagiarsi e nella stragrande maggioranza dei casi o è pauci sintomatico, cioè pochi sintomi, o non sa neanche di essere contagiato, cioè diventa quello che noi definivamo in passato portatore sano, forse dà più l'idea, no? Quindi il vaccinato deve portare la mascherina e, come dice l'ECDC, che è l'organo, l'istituto delle pandemie internazionali dal quale tutti gli stati attingono le linee guida, dice una roba che noi in Veneto diciamo da 20 mesi. Se non riuscite proprio a farvi un tampone eccetera, quando andate alla cena di Natale, all'ultimo dell'anno, andate a trovare i nonni eccetera, se potete recuperatevi un tampone rapido, fatevi un tampone rapido, perché potreste essere vaccinati e potreste avere il virus che a voi non fa niente perché siete vaccinati e andate a infettare il nonno che poi mi finisce in terapia intensiva perché magari anche qualche altra malattia e così via. Pur da vaccinato potrebbe, perché il dato di oggi comunque c'è poco da star qui a scherzare, il 75-80% dei ricoverati in terapia intensiva in Veneto sono non vaccinati, ma i non vaccinati in Veneto rappresentano solo il 13% della popolazione. Quindi vuol dire che è molto alto questo dato. Certo. Non può il 13% della popolazione rappresentare il 75-80% dei presenti in terapia intensiva. Vuol dire che rischiano in una maniera invereconda. Sì, però guardi, io le dico la verità, anche ieri sentivo delle interviste, Presidente, questa è la rappresentazione della realtà, quindi si stanno rendendo conto che non è fantasia. Non puoi, giustamente qualcuno dice, no, sentivo delle interviste, non puoi dire che c'è tutta una strategia che vede coinvolti anche i medici, ma a sto punto se è così non devi neanche presentarti in ospedale se stai male, no? Cioè, io penso che sia più logico, se sei convinto che sono tutti burattini nella strategia per cui sento dire che abbiamo tanti positivi perché dobbiamo registrarne tanti perché bisogna far vedere che c'è il caos. Ma guardate che c'è, noi non dormiamo di notte dalla preoccupazione, perché in base ai positivi poi abbiamo i ricoveri e in base ai ricoveri poi abbiamo quelli della terapia intensiva, in base alla terapia intensiva poi abbiamo i morti. E vorrei ricordare che dietro a tutto questo ci vorrebbe un po' di rispetto per chi soffre, ma anche per tutti quei pazienti che non hanno il Covid e non riescono a farsi curare. Altri interventi. Altro che strategia e dittatura. Senta Presidente, allora, dicevamo è comunque un Natale diverso, la preoccupazione dell'aspetto, poi voglio tornare ancora al suo libro, anche il suo racconto, è che appunto ci troviamo davanti a un'idea di dover continuare a fare delle dosi. Abbiamo detto più volte, capito ormai che sarà speriamo appunto l'influenza normale, potrebbe già diventarlo un po' questa variante Omicron, contagiosissima, ma a quello che abbiamo capito almeno fino ad adesso forse con effetti meno gravi. E
l'anti-Covid sarebbe il vaccino antinfluenzale di ogni anno. Il rischio che poi mano a mano scenda anche questa attenzione, anche di chi è ligio, attento, magari come noi, si stufi di fare queste dosi di continuo. C'è un ragionamento da fare questo. Questo è un rischio, Avarino, nel senso che è inevitabile che poi, vedendo un po' calare la tensione, si possa anche negli anni pensare di non farsi più il vaccino. Dopodiché staremo anche a vedere cosa accadrà, perché poi questi sono virus che come vengono se ne vanno. Dopo, questo virus ha una caratteristica, sembra brutto da dire, ma è una caratteristica che lo caratterizza. È un virus a bassa letalità. Se noi guardiamo il numero di infetti e i morti, questo infetta tanto e uccide poco. Il concetto qual è? Nel senso che è un virus a bassa letalità. Quindi, ovvio, uccide poco, brutto termine, ma scientificamente vuol dire che è un virus che tiene in vita l'ospite, cioè tiene in vita la persona che viene contagiata, perché ha bisogno di restare in vita. A differenza di altri virus, pensi all'Ebola, dove 9 pazienti su 10 infettati morivano. Quindi questo è un virus un po' più rognoso, un po' più carognoso, perché lui continua a replicarsi e va in giro. E infatti colpisce sostanzialmente di più le persone deboli, ma non solo. Ci ricordiamo tutti la strage dei nonni, no? Però è altrettanto vero che poi replicando colpisce magari il cinquantenne che sta bene e finisce. Anche 2 giorni fa leggevo dell'atleta, del bodybuilder, 56 anni, in 8 giorni si prende il Covid e muore. Queste sono tutte storie che sono tipiche di questo virus. Beh, insomma, ha chiamato, com'è nata la cosa di Federica Pellegrini? Un orgoglio di questa terra? Ha chiamato, ha detto vieni a fare la testimone. Federica ha detto subito di sì e la ringrazio. Questa volta vince la terza, no? Sul podio. Questa è stata una mia idea di fare questo spot con una testimonial. L'ho pensato lei perché comunque è l'emblema, diciamo, di quello che è lo sport nazionale, internazionale, ed è veneta. Ha avuto il Covid, tra l'altro, si ricorda. Ha avuto il Covid, è vaccinata e, se non sbaglio, ha fatto anche la terza dose. Piangeva quando ha preso il Covid. Piangeva perché ha provato cosa significa il Covid. Ma guardi, dicevamo prima, alzino la mano quelli che si sono curati a casa, la alzano. Poi la seconda domanda da fare è come un'influenza? Vedrà che più della metà è genosa e un'altra roba. E poi, se facciamo un'altra domanda ancora ai 100 che si sono infettati, chi è che sta bene e chi gli è rimasto qualche sintomo? Metà diranno long Covid. Ho long Covid, ho difficoltà a fare le scale, non so più come prima, non mi è tornato il gusto e l'olfatto per mesi. Cioè, restano tutte ste robette che poi non sappiamo che evoluzione avranno. E quindi abbiamo fatto sto spot, lei l'ha fatto gratuitamente. Siamo riusciti a incastrare con tutti i suoi impegni, abbiamo girato, in 3 ore è stato fatto lo spot con uno staff che aveva già pianificato tutto, diciamo, a tavolino, direi quasi anche con la controfigura, per evitare di perdere tempo, nel senso, brutto da dire controfigura, nel senso, già pianificato tutto in modo tale che a lei abbiamo fatto perdere pochissimo tempo, e l'ho detto, in 3 ore siamo riusciti a registrarlo. Senta, Presidente, ha fatto di tutto veramente nella sua vita, no? Lei racconta del suo paese, della natura, lei è sempre attento, ricorda sempre, torna anche la storia del libro precedenti. Cioè, aveva una partita IVA, no? Sì, a 18 anni. Cos'è che faceva? Portava in giro coi furgoni anche? Le pelli. Le pelli, si è inventato di tutto. Beh sì, ma mi sono anche laureato nel frattempo. Sì, no, si è anche laureato, che era un orgoglio, lei, no? Diceva. È una forma di riscatto sociale, considera che in un paese, io sono del 68, Ragioniera era un'autorità in quegli anni lì, un geometra, non ne parliamo, geometra. La laurea era destinata solo al medico del paese, e quindi venire da famiglie umili e pensare di essere il primo laureato di questo clan è comunque una forma di riscatto sociale, ma anche il riscatto sociale del popolo, no? Adesso una laurea non si nega più a nessuno, ma in quegli anni lì era dura riuscire a portarla a casa, anche perché non avevi la fortuna di avere gli step, no? Prima la triennale, dopo la magistrale. Io mi ricordo che mi sono iscritto a veterinaria, c'erano 53 esami, se arrivi alla fine ti laureiamo, se no a casa. Certo. Funzionava così una volta.
Non è che c'avevi qualcosa, non avevi avendo fatto un crediti po' di meno. formativi, Certo. non ti costa. Però lei, cioè, quello che lei dice in questo libro, raccontando molto di sé, lo ripeto ancora una volta perché quello è anche è molto interessante, è che da lì viene molto del suo carattere, viene molto delle sue decisioni, Ma dai viene valori, molto Avarino. dei suoi valori, la sua storia. Ma sai, davanti alla tragedia del Covid, quando devi decidere di chiudere Vo piuttosto che fare delle scelte, chiudi il carnevale, le scuole, ce lo fai perché hai dei valori. I valori miei cosa mi dicono? Mi hanno detto, fai quello che pensi che sia il bene per la gente. Guardi, io ho avuto, nessuno lo ricorda più, ma io ho avuto settimane di insulti sui giornali. Cioè settimane di insulti, cioè c'erano giornali veneti che aprivano dicendo Zai a picco con i consensi. Sì, però io andavo avanti. Se guardavo i consensi, probabilmente sarebbe morto qualcuno avrebbe perso la vita perché non avrei fatto le cose che dovevo fare. Cioè crollo di consensi lei non... Però in quei giorni lì era... Era una questione del controllo dei bimbi che ritornavano dalla festa cinese, però insomma crollo dei consensi lei No, crollo dei consensi. Non l'abbiamo mai visto. Senta, hanno tentato di minare... Senta, è lei che scrive, mi pare, in un parla anche molto della donna, della mamma, sì. Parla di sua moglie, la mamma che mette il braccio quando guida, guardi, quella è stata una cosa incredibile, perché anch'io sono cresciuto con questa cosa, la mamma che allunga il braccio quando frena in macchina, perché non c'era il seggiolone, no? Sì, il trasportino. Sì, anche la cintura trasportino si dice? Sì, va bene, il seggiolino in auto. Il seggiolino, bravo, il trasportino è quello degli animali. E non c'era il seggiolino, non c'erano gli appoggiatesta, perché mia mamma aveva 500 bianche, e quindi andava a comprare i pezzi di ricambio per mio papà che aveva l'officina, e quindi i bimbi fra l'altro si sedevano davanti e neanche dietro. Mi ha ricordato una cosa incredibile. E quindi ogni frenata era... La mamma che ce lo insegnavano alla patente, mi rispondeva la mamma, è vero, perché ma è probabile che glielo insegnassero. Io mi ricordo sempre sta manata. Esatto, che allungava ogni frenata. E poi non mi sono dilungato sull'odore delle plastiche, delle macchine. Una volta le auto in quegli anni lì, cioè parliamo di ambiente e di ambiente salubre. Mondo, c'era solo odore di colla d'estate dentro le macchine. Se si ricorda era anche quello, io me lo ricordo da bambino, c'era sempre questo odore. Infatti io ho sempre sofferto il mal di macchina, ma penso sia quella roba che si respirava in macchina. Non ricordo. Lei soffre il mal d'auto? Sì. E come fa? Devo guidare. Sempre in giro. Deve guidare, infatti è la cosa migliore. Sì. Sente, poi ha imparato tutto, quindi sa smontare un motore, lei stati col papà in officina. Potete fare il primo piano dei miei calli se volete. Vabbè, ancora tutt'oggi? No, che fa? Ma io faccio tanti lavori manuali, quindi non ho... Ma sì, per me è stata una scuola di vita l'officina, perché poi intanto ti aiuta a un'analisi logica, no? Cioè, il paziente che hai non parla, è l'auto. Infatti io poi sono andato al veterinario e ho detto cambia poco. Poi io mi sono laureato in scienza della produzione animale, ma all'inizio io ho fatto 2 anni di veterinario. E quindi ti abitui a ragionare, ma sembra una banalità, è la storia dei mattoncini, no? Certo, cioè, incastri è un ragionamento a incastri, e quindi una forma di allenamento mentale, no? È ovvio che per fare questo ragionamento devi conoscere la meccanica, devi sapere come funziona un motore, ci sono le candele, allora c'erano le candele, c'è un carburatore, c'è un filtro dell'aria, c'è la cinghia di trasmissione che fa andare in maniera coordinata l'albero motore e l'apertura delle valvole, in maniera tale che è quella la distribuzione, in modo tale che le valvole non si piantino sulla testa dei pistoni, se no. E quindi c'è tutto un cerimoniale di corte. Il motore è una macchina perfetta, che poi il motore, se ci pensate, è il corpo umano, cioè è una estremizzazione della tecnologia mutuando l'esperienza. Il carburatore è il cuore. Sì. E poi c'è l'intestino, che sto albero, diciamo, del motore che è quello che muove tutto. Poi, insomma, lei spesso, no, lo racconta anche in questi mesi quando ci si sentiva,
cercava di ricavarsi un momento del giorno o almeno ogni 8 giorni per camminare, sempre in mezzo alla natura, sempre, non le chiedo se ha preso il cavallo perché glielo chiedo tutte le volte. Ho fatto il lockdown su un giardino di 300 metri quadri, sono riuscito a fare anche 8-10 km su 300 metri quadri, sono mai uscito, ho sempre rispettato le regole. E quindi uscivo quando si poteva uscire, però mi sono fatto, proprio l'altro ieri pensavo che mi sono fatto 8-10 km su sto fazzoletto che è come mettersi in un orto, camminare attorno all'orto, ma penso che tanti abbiano fatto ste robe. Sì. Oppure nel piazzale del condominio dove abitiamo, e lì c'è la possibilità di fare un anello non tanto più grande perché sarà un piazzale di 500-600 metri quadrati, insomma. Ma ho visto che anche gli altri miei vicini di casa tutti insieme facevano i turni per la passeggiata. 1525. Sì. So, perché io lo so, Presidente, la conosco. Ogni tanto lei quando cita il numero perché ha controllato Rete Veneto, Antena 3, no? Io l'ho detto anche in conferenza stampa l'altro giorno. All'aggiornamento, perché qui insomma è dalla pandemia all'autonomia, però non mi dica sempre lo stesso. Che cosa, perché il timore ovviamente è che adesso con tutti gli impegni, i rischi e le attenzioni che anche il governo Draghi deve avere su tutt'altri temi, la pandemia, guardi, a noi ci ha zuppato perché 24 mesi, anzi 22 mesi ad oggi li abbiamo persi. Abbiamo avuto 4 anni, 4 governi, perché in Italia funziona così, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi. Quindi non c'è stata neanche stabilità, però stiamo andando avanti. Si sta discutendo per una legge quadro e se accettasse il ministro Gelmini le osservazioni che stiamo facendo, noi siamo disponibili a sottoscriverla e quindi ci sarebbe già il primo passaggio fondamentale per arrivare alla firma dell'accordo del governo. Però adesso c'è ancora pandemia, c'è ancora casino, speriamo bene. Però guardi, ai veneti dico cosa? Che intanto il referendum è stata la garanzia, il salvacondotto per l'autonomia. Arriverà, non so i tempi, però noi ci stiamo andando da fare, ma indietro non si torna più, questo è un processo che è iniziato. Non so se da chi ha fatto anche il meccanico tra i lavori sa cosa mettere le mani in Hyperloop, però insomma, ha dato una notizia pazzesca nei giorni scorsi. Insomma, non è che è deciso. Hyperloop è questo treno ad altissima velocità. A levitazione, no? A levitazione, c'è una roba fantascientifica. Io ho avuto modo di incontrarli ancora anni fa, mia vicepresidente è stata anche negli Stati Uniti per vederlo. Gli Emirati Arabi stanno, da quello che so, stanno progettando un tratto perché c'è una roba stratosferica come velocità. Io ho proposto al governo nel PNRR di valutare un trasporto merci all'interno del Veneto utilizzando l'Hyperloop, cioè vuol dire premere il bottone e vederlo già arrivato, cioè siamo a questi livelli qua. In teoria è progettato anche per portare persone, però in questa prima fase c'è... È trasporto merci, giusto? Sì, perché la velocità con le persone, cioè siamo a livello da aerei... Shuttle. Sì, siamo a livello di jet, di robe... Adesso io non ricordo la velocità, ma siamo a velocità paurose. Presidente, grazie per aver accettato di essere qui anche oggi in questa giornata. Ma guarda, l'ho fatto volentieri, è un'opportunità per augurare, se posso dirlo, ai veneti buon Natale. Auguro a tutti i cittadini, partendo da quelli che, lo dico spesso, so che lo dico spesso, ma perché ci credo, augurare buone feste, buon Natale innanzitutto a tutti coloro che stanno male, che non godono di buona salute, nella speranza che questo Natale, che questi auguri siano giusti per risolvere i problemi di salute. E poi un augurio a tutti perché questo Natale sia trascorso e queste festività in generale in famiglia, con le persone che si amano, con le persone più care, e che questo 2022 sia veramente l'anno della fine di questo incubo che è il Covid, di una ripartenza, di un ritorno alla normalità e, me lo lasci dire, anche di una pacificazione sociale, perché noi non possiamo pensare che si litighi in famiglia, si litighi tra amici, si litighi in comunità, perché oggi il momento per litigare c'è in qualsiasi istante, basta che si parli di vaccino e di Covid, decisamente no. Spero veramente che si lasci tutto alle spalle. Grazie davvero, grazie Presidente, a voi e buon Natale. Buon Natale a lei e alla sua famiglia. Noi con Fabrizio Bazzoni adesso vi facciamo vedere, restiamo in onda ovviamente insieme ancora un po' in questa mattina di Natale e vediamo insieme, andiamo a Padova con Chiara Gaiani, il rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina, e gli auguri di Natale da parte dei frati del Santo. Vediamo.
Con padre Antonio Ramina siamo all'interno della Cappella del Tesoro della Basilica del Santo, di fronte a uno dei due presepi che sono presenti all'interno della Basilica, una tradizione molto cara a voi frati francescani. Quella del presepe fu proprio San Francesco nel 1223 a Greccio a realizzarlo per la prima volta. Che significato ha per noi adesso? Sì, San Francesco fu certamente uno tra i primi che ha realizzato un presepe, quello che noi con linguaggio un po' più moderno definiremmo un presepio vivente. E nel realizzare questo presepio ha voluto anche celebrare assieme ad altri frati, alle persone lì accorse, l'Eucaristia, quasi a indicare visivamente l'unità del mistero cristiano, con l'incarnazione e il mistero pasquale celebrato nell'Eucaristia. Davanti al presepio tutti noi riscopriamo sentimenti di accoglienza, di vicinanza, di intimità, di poesia, e certamente questo è un aspetto positivo. Se vogliamo però ritrovare il significato più profondo del presepe, credo che dobbiamo andare proprio alle qualità centrali della nostra fede. Con la nostra fede ci fa scoprire un Dio che ci viene incontro, che ci è vicino, e lo fa attraverso una vicenda concreta. Quindi per incontrare questo Signore abbiamo proprio bisogno di vedere con gli occhi, di respirare profumi, di toccare con mano. In fondo è lo stesso dinamismo, vorrei dire, che scatta quando ci avviciniamo a delle reliquie o al corpo di Sant'Antonio, a dire che la santità è sempre una storia concreta con cui si può entrare in contatto anche oggi. Così con il presepio, con vedere un Dio che viene incontro a noi facendosi bambino, vorrei dire tenendolo in braccio, come possiamo vedere in questo presepe. Ecco, questo è un presepe straordinariamente emozionante. Voi frati avete scelto anche una frase di Papa Luciani che è molto significativa: Dio è papà, più ancora è mamma. Sì, è una frase un po' ardita, che magari da un punto di vista, come dire, strettamente dogmatico non è così rigorosa, ma è comunque profondamente vera. Sottolineare che quando il Signore ci viene incontro, e sempre il Signore ci viene incontro, lo fa coinvolgendosi totalmente, dunque con la premura, l'attenzione di un papà e con la tenerezza e la protezione di una mamma, proprio sbilanciandosi completamente a favore nostro con tutto se stesso. E siamo nella Basilica di Sant'Antonio. Il legame tra Sant'Antonio e Gesù Bambino è un legame davvero straordinario, davvero speciale. A Campo San Piero troviamo all'interno del santuario una cella della visione, perché poco prima della sua morte Sant'Antonio ebbe proprio questa visione, e una delle immagini iconografiche più ricorrenti è quella di Sant'Antonio con Gesù Bambino in braccia. Vi ricordo personalmente, in questo momento va ancora una volta al presepe di Greccio. Ecco, il biografo antico scrive che San Francesco non mette nessun bambino sulla greppia, non mette nessuna piccola statua, e tuttavia alcuni presenti vedono apparire il Gesù Bambino proprio sulla greppia, ecco, e commenta così il biografo: il Signore che dormiva nel cuore di molti in quel momento si risveglia, che è in fondo il risveglio della fede. Un significato simile credo che si possa cogliere anche in Sant'Antonio. Antonio, che ha in braccio il bambino Gesù, ci racconta di una fede vissuta all'insegna di un rapporto vivissimo, ecco, personalissimo di Antonio con il Signore, e tenerlo in braccio potrebbe significare per lui che con questo Signore ha proprio un rapporto di intimità, di familiarità e di tenerezza. Ecco, tenere in braccio Dio è qualche cosa davvero di geniale anche sotto il profilo della riflessione umana, eppure Dio si rivela così, facendosi tenere in braccio da noi, proprio per attirarci.
Padre Antonio, è il suo primo Natale da rettore della Basilica del Santo, un Natale ancora per certi versi faticoso per tutta la nostra comunità, per i devoti, per i fedeli, per i cittadini. Che augurio sente di condividere con tutti noi? Ma credo che il Natale sia sempre comunque un grande inno alla vita, ecco, ci fa riandare alle origini, ecco, della nostra vita personale, alle origini della nostra vita familiare. Dio stesso, per rivelarsi al mondo, ha scelto la strada della vita. Allora l'augurio che mi sento di fare potrebbe essere proprio questo, che ciascuno di noi all'interno delle proprie comunità, delle proprie famiglie, possa riscoprire la bellezza della vita attraverso i rapporti sereni, riconciliati con gli altri. Magari a Natale arriviamo anche con qualche rapporto un po' fratturato, difficile. Non prendiamo paura, c'è sempre spazio per ricominciare, per ristabilire quei rapporti che magari ci sembrano irrecuperabili. Ecco, all'insegna della vita e della riconciliazione. Questo potrebbe essere l'augurio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. Natale compromesso dall'arrivo di una perturbazione, inizia così una nuova fase instabile a causa di un via vai di correnti atlantiche sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 25 dicembre ci mostra un cielo decisamente coperto e grigio. Nella prima metà di giornata locali piogge sulla pianura, anche sulle prealpi probabilità alta. Nel pomeriggio precipitazioni che tenderanno a cessare un po' ovunque. Venti da nord-est a tratti moderati, temperature con andamento irregolare, saranno in lieve aumento. Minime tra -2 e 4 gradi, massime invece tra i 4 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà nuvoloso. Al mattino qualche rovescio discontinuo, a seguire sarà più asciutto. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non sono attese piogge, ma come vedete la giornata di festa sarà caratterizzata da nubi basse e nebbie. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, da parte mia i migliori auguri di un sereno Natale. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Il 25 dicembre, giornata che passiamo insieme, ancora buon Natale a voi e tutte le vostre famiglie, amici e cari. Dopo l'intervista insieme al Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, al Governatore del Veneto Luca Zaia, che era con noi fino a pochi minuti fa, tra poco saremo insieme al Sindaco di Treviso e Presidente ANCI, quindi dei Sindaci del Veneto, Mario Conte, tra pochissimo. Con Carlo Alberto Inghilleri e Luisa Bertini ci spostiamo però a Vicenza, città straordinaria del nostro Veneto. Stiamo facendo un giro insieme in questa giornata tra i capoluoghi e non solo della nostra regione, culla della cultura. Sentiamo Carlo Alberto. Arte, storia, cultura, ma anche luci, decorazioni, mercatini. Tra Natale, Capodanno e l'Epifania è questo il rinascimento da cui riparte la città del Palladio, la città che si candida a capitale della cultura 2024, la città che vuole uscire dal tunnel buio della pandemia, della crisi sanitaria ed economica. E allora si riparte proprio da qui, dal centro storico di Vicenza, dove l'assessore alla cultura Simona Siotto, che ringrazio per essere qui con noi, ci svela
questa combinazione di arte, storia e tradizione che poi rappresenta la vera magia di queste festività. E noi ripartiamo innanzitutto da Palazzo Thiene, luogo straordinario palladiano, comprato di recente dal Comune di Vicenza ed entrato finalmente nei musei civici, ma ripartiamo anche dai nostri musei aperti, dai musei che diventano luoghi culturali per i nostri bambini durante le festività natalizie, da una mostra straordinaria che è la Fabbrica del Rinascimento in Basilica Palladiana, da tutta la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. La tutela della cultura parte innanzitutto dalla tutela proprio della nostra storia, da luoghi magici che rendono famosissima Vicenza in tutto il mondo, apprezzatissimi dai turisti, questa Vicenza che si presenta a tutti accogliente, bella, preparata ad accogliere i turisti e ad augurare a tutti un buon Natale e una ripartenza che parta soprattutto da se stessa e dalla nostra storia. Vicenza, fabbrica della cultura, una fabbrica che si mette in moto proprio durante queste festività, una fabbrica che ha diversi luoghi simbolici. Uno è Palazzo Thiene, di cui abbiamo parlato e che è alle nostre spalle, lo avete acquisito al patrimonio del Comune, è entrato nella rete dei musei civici dopo una lunga battaglia, era l'antica sede di BPV, l'avete restituita ai cittadini. Sì, è stata una restituzione ai vicentini ma anche ai turisti e a tutti gli amanti della cultura. È stato definito uno dei monumenti, insomma dei palazzi più belli di tutta l'Europa e adesso finalmente è un museo a disposizione di tutti, non solo dei visitatori ma anche a disposizione degli eventi, perché questo è un luogo veramente che consente tantissimo dal punto di vista culturale e noi ne siamo davvero orgogliosi. Grazie a Palazzo Thiene, Vicenza ha una delle reti museali più grandi di tutta Italia. Fare cultura vuol dire anche fare relazione, fare rete. E quale miglior luogo di incontro se non la Basilica Palladiana? Luogo straordinario, in questo momento allestito con appunto la mostra La Fabbrica del Rinascimento. Noi continuiamo a investire e credere nella cultura come in realtà il vero grande motore non solo di Vicenza ma di tutta l'Italia. Ma c'è un altro luogo simbolico della cultura vicentina e non ve lo raccontiamo, ve lo facciamo proprio vedere. Ci andiamo? Assolutamente. E allora partiamo. E qui siamo in uno dei fulcri magici della cultura vicentina, siamo in uno dei templi della cultura mondiale, siamo sul palcoscenico del Teatro Olimpico di Vicenza e questo è sicuramente l'asso nella manica della Vicenza che si candida anche a Capitale della Cultura 2024. Teatro Olimpico, il teatro coperto più antico del mondo, visitato da migliaia di persone da tutto il mondo, apprezzatissimo sia come monumento sia come luogo di spettacoli incredibili. Siamo su un palcoscenico che toglie il fiato anche agli artisti maggiori e più importanti e anche più celebrati di tutto lo spettacolo. Questo è un luogo incredibile nel quale noi aspettiamo tutti gli amanti della cultura e della nostra bellissima Italia durante le festività natalizie. Abbiamo tantissime prenotazioni, ma siamo orgogliosi di accogliere tutti. Quante sono le prenotazioni che avete già raccolto durante queste festività? Beh, sono molte e cito in particolar modo un gruppo di italiani, un gruppo di famiglia che ha prenotato la visita il 31 dicembre, sono 350 persone con tantissimi bambini ed è un segnale meraviglioso della cultura come momento di rinascita ma anche di socialità e di bellezza della nostra bella Italia. Che Vicenza venga scelta così tanto in questo periodo è il regalo migliore che si può fare a questa città. Bene, grazie a Simona Siotto e tanti auguri di buone festività. Certo che le festività di Vicenza non sono soltanto la magia che abbiamo visto dell'arte, della storia, della cultura, dei musei, c'è anche l'incanto delle vetrine, delle decorazioni, dei mercatini. E allora il nostro viaggio continua con Luisa Bertini. A te la linea. Sì, Carlo.
Carlo, siamo nel cuore pulsante del centro cittadino in Corso Palladio, dove sono allestiti i mercatini qui e non solo, e siamo in compagnia dell'assessore comunale al commercio Silvio Giovine, che ci illustra tutte le iniziative che sono state messe a punto per rivitalizzare Vicenza nel periodo natalizio, a partire appunto dai mercatini. Sì, buongiorno a tutti. I mercatini sono una scommessa per cui abbiamo iniziato a investire sin dal nostro insediamento. Abbiamo voluto creare un'offerta che presentasse una qualità merceologica tipicamente natalizia. Da qui, insomma, quello che riuscite a vedere, siamo molto soddisfatti di avere in questo momento queste casette che per diciamo, l'emergenza pandemica in via del tutto eccezionale quest'anno abbiamo deciso di non posizionare solo in piazza San Lorenzo, che è la location che è sempre stata protagonista di questa iniziativa storicamente, ma di seminarle in tutte le zone del centro storico per andare a valorizzarle e anche per cercare di prevenire eventuali assembramenti. Ecco, voi vi siete inventati un po' questa formula del mercatino diffuso. Sì, diciamo che con gli organizzatori ci siamo seduti a tavolino. In questo momento è sempre molto difficile organizzare in generale degli eventi, anche perché c'è da fare i complimenti e da mostrare solidarietà a tutte queste organizzazioni che, nonostante la pandemia, comunque riescono a offrire degli eventi di qualità. Noi sui mercatini di Natale abbiamo lavorato in anticipo, anche perché poi il posizionamento prevede anche riunioni tecniche, aspetti logistici da gestire, però ci abbiamo lavorato in anticipo e siamo riusciti appunto a posizionarle in tanti luoghi, in modo tale che, come vedete, siamo in Corso Palladio, ce ne sono 2 qui alla nostra sinistra e altre 2 un po' più avanti. Ne troviamo in Contrada Cesare Battisti, lungo Corso Fogazzaro e poi chiaramente in piazza San Lorenzo. In questi giorni ci ha garantito questa formula di, come dicevo, prevenire assembramenti, a far sì che i vicentini comunque apprezzassero questa iniziativa. Ecco, abbiamo visto il Natale del commercio, adesso andiamo a vedere anche il Natale per i bambini e per le famiglie in Piazza dei Signori. Sì, assolutamente, dove diciamo, abbiamo lanciato la vera novità del Natale vicentino, che è il Bosco Dorato, che racchiude appunto questo scrigno magico. E poi, oltre i mercatini, diciamo la piazza che vive di famiglie, che vive di bambini, con un'installazione particolare. Sì, diciamo che questa è stata la grande novità di quest'anno, la volontà di concepire un vero e proprio brand natalizio che possa avere una ricaduta turistica. È la prima edizione di questa scelta e devo dire che i risultati sono stati sorprendenti, vedere come famiglie e bambini in particolare attendano ogni ora dalle 5 alle 8 di sera questo show che, come dicevo prima, è uno show letteralmente immersivo, coinvolge con delle proiezioni architetturali, delle luci, una musica molto suggestiva, le facciate dei monumenti di questa splendida piazza. È una delle tante novità di questo Natale, cercando, diciamo, l'obiettivo è sempre stato quello di valorizzare tutto il centro storico. Non a caso abbiamo voluto anche portare la pista di pattinaggio in Campomarzo per inserirlo in un percorso di riqualificazione e rivitalizzazione che stiamo portando avanti ormai da 3 anni, quello che è uno dei luoghi più belli, dei parchi più belli della nostra città. Non solo, anche la tematica delle fiere, il Natale e dell'Epifania. Qui entriamo nell'ambito delle cosiddette concessioni decennali, anche qui una scelta coraggiosa dell'amministrazione di spostarle da Piazza dei Signori a Campomarzo, sempre in quell'ottica, e anche perché vogliamo consentire ai turisti, ai tantissimi turisti che stanno scegliendo Vicenza, di questo andiamo particolarmente orgogliosi anche in questo momento difficile, di godersi la bellezza di questa meravigliosa piazza. Allora io ringrazio l'assessore Silvio Giovine e mi unisco a lui agli auguri di Natale. Assolutamente, che sia un Natale, un santo Natale che porti serenità e gioia a tutti i vostri telespettatori.
Buongiorno, buon Natale, ben trovato il sindaco di Treviso Mario Conte. Grazie a voi, buon Natale a tutti e grazie per questo invito. Grazie per essere con noi davvero questa giornata, è un modo anche per essere vicini anche quest'anno a chi ci segue da casa. Che Natale è stato fino ad adesso? Questa Treviso incantata? No, è stato un Natale che ci ha ovviamente regalato tante soddisfazioni, comunque rispetto all'anno scorso abbiamo potuto emozionarci un po' di più, ovviamente qualche sacrificio siamo stati comunque costretti a farlo, però io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Se guardiamo ai Natali degli anni precedenti ovviamente è ancora all'insegna delle restrizioni, però se guardiamo il Natale scorso comunque quest'anno stiamo facendo dei passi in avanti, soprattutto da un punto di vista della pressione ospedaliera, e quindi non per voler sempre tornare a parlare di virus, però ovviamente la pandemia ci sta accompagnando in questo periodo e credo che sia anche corretto riconoscere il grande impegno che i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari anche oggi stanno facendo per la nostra comunità. Detto questo, ho visto una Treviso però che ha voglia davvero di ripartire, una Treviso bella, bella sia da un punto di vista delle decorazioni ma soprattutto da un punto di vista della gente che ha affrontato questo e sta affrontando questo periodo di convivenza con grande responsabilità, emozionandoci perché le lettere che sono arrivate a Babbo Natale sono davvero tantissime e la cosa che mi fa piacere è che non sono solo dei bambini ma ci sono anche tanti adulti che hanno voluto scrivere i loro sogni come facevano da bambini e imbucarla nella lettera di Babbo Natale che ieri sera è passato, perché l'abbiamo anche registrato con le videocamere di sorveglianza, è passato a prendersi le letterine e quindi probabilmente oggi avrà anche consegnato tanti regali. Però una Treviso davvero incantata e quindi consentitemi di ringraziare. Le telecamere di videosorveglianza di Treviso hanno ripreso Babbo Natale. Ripreso Babbo Natale sia in loggia dei Cavalieri. Uno scoop importante che daremo in anteprima da Antena 3, che ho parlato con il comandante Gallo, però abbiamo questo video esclusivo del furto delle lettere. In bicicletta? Come arriva? A piedi con un folletto che l'ha accompagnato, aveva 2 sacconi di lettere con tante lettere di bambini di Treviso però consentitemi di ringraziare anche la mia squadra perché se è stato un Natale così bello, così ricco di eventi nonostante le restrizioni, nonostante le attenzioni che sono state messe in campo, è perché sono accompagnato da una squadra davvero straordinaria, dall'assessore Colonna Preti che si occupa degli spettacoli culturali, al vice sindaco De Checchi per le attività produttive, ma poi tutti gli altri assessori che ognuno nel loro assessorato, la Tessarolo con tante iniziative legate al sociale, insomma siamo riusciti a regalare un sorriso a tutti e soprattutto siamo riusciti a far tornare l'emozione che il distanziamento sociale ci aveva un po' tolto. Lei ha una squadra di giovani ed entusiasti, si illuminano gli occhi quando parla di Treviso, si vede. Poi lei è uno che ama tanto stare in mezzo alle persone, quindi figuriamoci in questo momento le difficoltà a distanza e via dicendo, poi l'attenzione che bisogna avere, ma si immagina come si fa ad applicare il Super Green Pass anche per il caffè al banco? È complicato. La novità di queste ore è molto complicato e soprattutto io credo che ovviamente l'obiettivo nostro è quello di tutelare la salute, però dobbiamo semplificare le procedure perché se continuiamo a complicare la vita ai nostri cittadini, anche coloro che fino ad oggi hanno deciso di ascoltare e rispettare alla lettera quelle che sono state le indicazioni da parte delle istituzioni, rischiano di stancarsi e quindi io credo che nel rispetto di quella che è la priorità, quindi tutelare la salute pubblica, noi dobbiamo però agevolare e non creare delle regole che a volte sono difficili da comprendere e soprattutto difficili da mettere in campo. Io credo che ogni cittadino abbia ormai capito dopo 23 mesi quali sono le 3 regole base per evitare la diffusione del contagio, quindi dalla mascherina alla sanificazione delle mani e soprattutto evitare quelli che possono essere dei punti di assembramento un po' più rischiosi e quindi io credo che questo sia il momento di dar fiducia alle nostre comunità, di accompagnarli in questo periodo di convivenza e devo dire che io che sono tra quei sindaci che non ha adottato un'ulteriore ordinanza, volevo arrivare proprio a questo, infatti. Che non ha adottato un'ulteriore ordinanza per evitare confusione e cose. Sì, per l'obbligatorietà della mascherina adesso è obbligatoria perché lo ha deciso il governo anche e l'ha anticipato la regione, però in realtà io vedevo già una comunità matura da questo punto di vista perché senza che il sindaco dicesse nulla nelle zone di maggior assembramento già indossavano quasi la totalità la mascherina e quindi io non ho visto e non ho ravveduto la necessità di andare a sottolineare l'importanza della mascherina perché
hanno capito come bisogna comportarsi, e quindi credo che anche le decisioni che verranno prese in questo periodo, anche se mi fido del comitato tecnico scientifico, devono comunque essere all'insegna del buon senso e devono mettere nelle condizioni la nostra comunità di poterle rispettare. Ecco, anche la mascherina un po' più performante, no? La FFP2 è stato deciso per i mezzi pubblici, per chi va al cinema, teatro, insomma, lo sport. Palestra, cioè, questo è una scelta giusta? Lei come io sono convinto che ci sono dei luoghi dove l'assembramento è praticamente obbligato, perché il mezzo pubblico, per quanto tu possa limitare la capienza dei mezzi, comunque sei ravvicinato con gli altri passeggeri e quindi è giusto proteggersi ulteriormente. Non costa nulla ai nostri cittadini indossare una mascherina piuttosto che un'altra, però ripeto, dobbiamo semplificare quanto più possibile le procedure, le regole e soprattutto quelli che sono i comportamenti dei nostri cittadini. Se faremo e adotteremo dei protocolli semplici, tutti li seguiranno e tutti capiranno l'importanza di questi procedimenti. Se cominciamo a mettere la regola sulla regola, sulla regola, sulla regola, tutto diventa più complicato e probabilmente molti decideranno di non seguire le regole. Io ho molta fiducia nei confronti della mia comunità. Voglio farvi vedere con Fabrizio Bazzoni, Luca Zampieri, Andrea Basso e regia gli auguri del Vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. Poi allarghiamo anche lo sguardo, perché insomma lei sente, immagino, quasi quotidianamente gli altri sindaci di questa regione, almeno dei capoluoghi, perché è presidente appunto dell'ANCI. Diamo uno sguardo più generale. Sentiamo Monsignor Tomasi. Carissimi telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, ringrazio della possibilità di entrare anche oggi nelle vostre case per portarvi un saluto e un augurio sincero di buon Natale. Anche quest'anno siamo arrivati a Natale in un tempo che è difficile, ma che ci permette più che l'anno scorso di muoverci, di incontrarci, di poterci guardare, sorridere e diventare davvero benedizione gli uni per gli altri. L'augurio mio di buon Natale quest'anno potreste diventare tutti voi. Voi potete diventare un buon Natale alla famiglia, ai vicini, alle persone che incontrate, un buon Natale vissuto nella prudenza, nel rispetto di quelle indicazioni che ci permettono di incontrarci, che sia la mascherina, che sia il lavarsi le mani, che sia il distanziamento, ma sono regole che ci permettono di essere vicini, di diventare davvero buon Natale gli uni per gli altri. E possiamo diventare, e anche voi carissimi, carissime, potete diventare un buon Natale per quelle persone che magari attraversano la vostra vita e di cui forse ogni tanto non ci accorgiamo. Quante persone sole in questo momento potrebbero gradire un augurio, anche fatto scampanellando alla porta o mandando un messaggio o ricordandosi di una persona lontana al telefono. Nella mia esperienza di quest'estate, voi lo sapete, mi sono fatto un po' male alle gambe e sono rimasto bloccato per un po'. Ho scoperto quanto è importante avere persone vicine che ti vogliono bene, che permettono al tuo mondo di non chiudersi, perché quando si è chiuso il mondo ci si può abituare anche alla solitudine, ma la nostra vita si sviluppa e cresce nella relazione, nell'incontro. In quell'incontro reso possibile dalla generosità, dall'impegno di tanti che per esempio hanno contribuito con le loro donazioni al nostro fondo Sta a Noi per aiutare famiglie in difficoltà o imprese che avessero dei momenti di crisi. Tanti hanno donato, tanti ascoltano, tanti dicono non avere paura, c'è la possibilità di un aiuto. Molti sono stati aiutati, molti hanno restituito e aiutano a loro volta. È una comunità che si stringe
sono reti di amicizia che si tessono in questo nostro mondo, ed è la forza del Natale. Nel Natale il Signore torna a visitarci, viene tra di noi e si manifesta presente, amico, pieno di prospettive di futuro e di speranza. È con noi e usa anche le nostre mani, i nostri occhi, il nostro cuore, per continuare a dire a tutti: vivi, credi, ama, spera. Ecco, questo è l'augurio che voglio fare a tutti e a tutte voi. Di cuore, buon Natale. Così Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Come passa il Natale, i giorni di Natale, il sindaco? Io questa mattina ho partecipato alla Santa Messa nel mio quartiere a San Paolo, mentre ieri con la fascia, come da tradizione, alle 18 alla vigilia ho partecipato alla prima messa che di fatto apre le cerimonie ufficiali del Natale a Madonna Granda, come da tradizione. Tra l'altro uno di quei luoghi dove la fascia da sindaco pesa davvero tanto, si sente il peso della storia e della tradizione di una città straordinaria. Volevo ringraziare anche il vescovo Michele, ho avuto occasione di ringraziarlo in occasione degli auguri che lui ha voluto fare agli amministratori come ogni anno, e mi piace ricordare anche ai nostri cittadini il simbolico regalo che ho fatto come comunità trevigiana, che è stato il pallone da rugby, perché credo che rappresenti nel migliore dei modi lo spirito della nostra comunità in questo periodo, dove per andare in meta bisogna spingere tutti nella stessa direzione, e soprattutto nel rugby per arrivare in meta bisogna passare la palla a chi sta un passo più indietro. Noi siamo la squadra e credo che il vescovo Michele in questo momento, con le sue parole, con il suo equilibrio, rappresenta davvero il coach ideale, e quindi in quel giorno io ho voluto chiedere di essere ufficialmente il coach della nostra squadra, e la squadra è la comunità, perché credo che mai come in questo periodo nelle difficoltà sia venuto fuori il lato più bello della nostra comunità, il lato solidale, il lato di fratellanza, dove chi ha di più aiuta chi ha di meno, e credo che questo sia davvero bello, tant'è che io non mi sono mai sentito così orgoglioso di rappresentare la comunità come in un momento come questo, che magari potrebbe essere il momento più difficile dove ti senti più stanco. Serve una guida, no, in questo momento. Esatto, e credo che il vescovo Michele nelle sue riflessioni e con il suo sorriso, che tra l'altro lo contraddistingue, è davvero un motivo di grande energia e di grande voglia di ripartire e di mettersi in gioco, e quindi io lo ringrazio davvero pubblicamente, perché avevamo bisogno di questo vescovo in questo momento. Allora, tra poco racconteremo anche una storia bella di Natale, molto positiva, con Ilaria Marchiori. Ci fermiamo pochi istanti, sindaco resta con noi, no? Certo. Ancora per scambiarci gli auguri di buon Natale. A tra poco con il sindaco Mario Conte. Torniamo in onda, ancora un buon Natale a voi tutti. Sindaco, poco fa abbiamo parlato dell'assessore Tessarollo e il lavoro anche nel mondo del sociale. Le faccio vedere una storia che abbiamo raccontato nei giorni scorsi a Venezia con Ilaria Marchiori, e che ha generato un'esplosione di solidarietà, quindi una bella storia, speriamo che possa avere un buon finale. La vicenda di Romina con Ilaria Marchiori. Mi aveva chiesto: mamma, quando è che mangeremo McDonald's? E io gli ho dovuto dire: quando la mamma troverà un lavoro, amore. Quindi vorrebbe dire mai. Dopo il disperato appello della signora Romina attraverso i nostri microfoni, sono stati tantissimi gli aiuti che sono giunti nei suoi confronti, tante le telefonate in redazione di chi ha voluto donare delle spese, di chi ha voluto dare un sostegno economico a Romina e alla sua famiglia, e soprattutto portare un sorriso in più al suo bambino, che chiedeva disperatamente alla mamma quando potrei mangiare anche solo un panino dal McDonald's, e la mamma con questo appello su Facebook gli aveva detto: non potrò fino a che non avrò un lavoro e soprattutto dei soldi. Un lavoro in questo momento Romina non può averlo perché è malata, perché è appena stata operata di un tumore al seno, in questo momento sta effettuando una chemioterapia molto forte e debilitante, e allora c'è stato un tam tam di solidarietà fortissimo da parte di tanti cittadini, e tra questi anche l'associazione Buongiorno Margherita,
Marghera, che si è da subito attivata anche con un appello proprio attraverso i social, visto che anche questo era stato il mezzo utilizzato da Romina, oltre che ovviamente le nostre telecamere. E dunque sono arrivati in tantissimi i messaggi delle persone che volevano dare un contributo concreto. E allora eccoci qui, questa è proprio una giornata di festa, pochi giorni dal Natale, grazie all'associazione Buongiorno Marghera, con il presidente, il portavoce qui, Alvise Ferialdi. Che cosa è successo da quando voi avete visto il nostro servizio sulla storia di Romina? Beh, è un servizio strappacuore e subito ci siamo attivati, anche perché chiamati appunto da Elena e da Elisa, e quindi subito abbiamo sparso la voce e abbiamo, come vediamo, un buon risultato. La solidarietà spontanea, quella cosa che noi pensiamo che non esiste più, invece eccoci qua a donare. È un bellissimo gesto, questo è il vero Natale, ok? Il Natale non è fare i regali ai bambini, ai nostri figli, il Natale proprio è di solidarietà, e questo è un gesto, a mio parere, stupendo. Non ho parole, non pensavo che Marghera è piccola, ma ho visto tante persone unite, e anche Buongiorno Marghera io non me l'aspettavo. Ho avuto anche tanti amici che non vedevo anche da 20 anni, che si sono fatti presenti per aiutarmi, amici che mi hanno detto: Romina, ti vogliamo bene. È bellissimo, è una cosa stupenda, ho visto tanta solidarietà, io così una cosa... mi dispiace per le lacrime, perché magari tanti dicono cosa si mette a piangere, ma l'emozione che io ho dentro non è facile da spiegare. Io non sono una persona sensibile, purtroppo, perché non capisce. Io sono sensibile a vedere tutte queste persone che hanno sta solidarietà, sto cuore dentro. Cioè, è una cosa meravigliosa, amici che ti dicono: Romina, siamo qua, ti vogliamo bene. È una cosa bella, cioè, a me hanno regalato, a me, ai miei figli, a mia mamma, che creatura ci sta seguendo, si sta facendo in 7 per noi, ci hanno regalato un bel Natale già se deve arrivare ancora, ma è un bel Natale questo, e anche per il mio piccolo. Io ringrazio tanta gente, veramente. Anna Maria, lei è la mamma di Romina, lei è un po' l'anello forte di questa famiglia. Grazie, stanno vivendo nella sua casa, state vivendo con la sua pensione, che non è purtroppo una pensione alta, che già con l'affitto, seppur irrisorio, una parte se ne va, poi ci sono le bollette e la spesa, non resta più niente altro, eppure state cercando di tenere duro. Oggi invece Marghera si è dimostrata estremamente presente, estremamente solidale, e questo come vi fa sentire? Bene, tanta gente buona, e parlano sempre male di Marghera. Marghera è bellissima, c'è tanta gente buona e cuore. From now on, our troubles will be miles away. E qui abbiamo Elisa ed Elena, siete voi le artefici di questa splendida iniziativa di solidarietà. Com'è nato tutto? Voi avete visto questo servizio? Quali sono stati i primi pensieri che avete fatto? Allora, io ho visto il post che ha messo la Elisa in Facebook, che ha condiviso l'appello che ha fatto Romina. E ci siamo sentite io e lei e abbiamo incominciato questa catena. Ho contattato Buongiorno Marghera, perché da sole non ce la potevamo fare. Questo è proprio uno di quei casi in cui è evidente che l'unione fa la forza. Esatto, e abbiamo trovato tanta forza qui a Marghera. Si parla sempre di Marghera come l'Hinterland, come la delinquenza con fatti di cronaca, invece Marghera è anche tutto questo. Buon Natale!
Beh, una bellissima storia a lieto fine, ovviamente ha bisogno di sostegno anche in futuro, poi anche nella ricerca di un lavoro, è una bella storia da raccontare, Sindaco, anche perché dobbiamo ricordare chi soffre in questo momento, chi è senza lavoro. Io credo due ringraziamenti dopo questa storia. Beh, uno alla vostra emittente, perché avete dato voce a quello che era un grido d'allarme da parte di una mamma che non può lavorare, non vuole, e quindi avete reso pubblico quello che era un'esigenza da parte di una famiglia, che erano delle esigenze semplici: far mangiare un panino al proprio figlio, e delle difficoltà della mamma, che è anche a volte umiliante, no? Non riuscire a dare risposte così semplici ai propri figli. Però poi ringrazio proprio la signora Romina, perché con tutto quel ben di Dio che gli hanno portato, però lei ha evidenziato come le cose che più gli hanno fatto piacere è stato ricevere delle parole molto semplici da parte degli amici, che sono "ti voglio bene". E quindi credo che in questo Natale, forse tutti noi, che è anche un periodo dove la tensione sociale, le divisioni, anche in famiglia, con gli amici, tendono per vari motivi a staccarci, a rompere i rapporti, forse qualche "ti voglio bene" in più potrebbe davvero servire. Credo che Romina abbia lanciato una nuova bella moda che in questo Natale può diventare virale, quello di dirsi "ti voglio bene" alle persone che magari alle quali vogliamo veramente bene, ma per abitudine non glielo diciamo più. Bellissimo messaggio, Sindaco. Sono dei piccoli segnali che ci potrebbero aiutare a ricomporre quella pace sociale di cui oggi abbiamo davvero tanto bisogno. Cosa la rende orgoglioso di questo 2021, del lavoro fatto? Ma guardate, siamo reduci proprio da qualche giorno da un accordo, secondo me storico, con l'Università Ca' Foscari, quindi il Comune di Treviso, l'Università Ca' Foscari e l'IPAB Turazza. Abbiamo siglato un accordo trentennale per il futuro dell'Università a Treviso, un'università che oggi è in città grazie al supporto di Fondazione Cassamarca, che ringrazio ovviamente per il grande lavoro svolto, però da oggi l'amministrazione comunale si siede al tavolo dei protagonisti e può progettare il futuro dell'università, la crescita dell'università nella nostra città attraverso un immobile riqualificato e messo a disposizione, grazie ovviamente alle disponibilità dell'IPAB Turazza, ma messo a disposizione dal Comune di Treviso, che quindi diventa ufficialmente protagonista di questo ambito così importante e strategico per il futuro. E poi non posso dimenticare in questo 2021 il viaggio in Finlandia, dove noi siamo andati a rappresentare non soltanto la comunità trevigiana, non soltanto una città veneta capoluogo, ma siamo andati a rappresentare per la prima volta una città italiana nelle prime 5 città europee da un punto di vista delle politiche ambientali. Questo non vuol dire che la nostra città non ha dei problemi da un punto di vista ambientale, dalla qualità dell'aria eccetera, però significa che le progettualità che stiamo mettendo in campo, dalla forestazione urbana agli incentivi per le caldaie, allo sviluppo della rete fognaria, alla trasformazione del trasporto pubblico da bus a gasolio, a bus elettrici, sta portando dei risultati importanti e porterà dei risultati ancora più importanti, tanto che la Commissione europea ha riconosciuto il grande sforzo della città chiamandoci in Finlandia con le prime 5 città europee da un punto di vista obiettivo si pone per di il politiche 2022? ambientali. Ma gli obiettivi sono davvero tanti, perché sarà un periodo di grandi opere, perché partiremo con i lavori di riqualificazione del quartiere San Liberale, realizzeremo la pista ciclabile nel quartiere Monigo, nel quartiere Sant'Antonino, completeremo le opere nel quartiere Santa Maria del Rovere. Sentite la parola quartieri, 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 perché ci siamo concentrati, lo avevamo promesso in campagna elettorale e lo stiamo facendo, ci siamo concentrati molto nei quartieri, però l'obiettivo è anche più ampio, è quello di farci trovare pronti per questa sfida epocale che si chiama PNRR, che fino a qualche mese fa era una sigla per tutti sconosciuta, ma oggi le amministrazioni che hanno le idee chiare, i progetti pronti, possono portare a casa delle opportunità davvero importanti per la comunità. E quindi noi, che siamo da poco rientrati nella top 10 della qualità della vita, perché siamo decimi, no, in Italia, primi addirittura per la qualità della vita delle donne, vogliamo continuare a alzare l'asticella, e credo che l'Europa ci stia dando delle opportunità importanti, e lo scopo di questa amministrazione è quella di farsi trovare pronti con progetti di altissima qualità che consentiranno di far atterrare questi fondi. Prima di salutarci, Sindaco, un augurio che vuole fare ai veneti e ai cittadini di Treviso? Ma sì, io
intanto li voglio ringraziare perché, a nome di tutti i sindaci, perché se i sindaci sono riusciti a fare quello che hanno fatto è perché rappresentano delle comunità che sono fantastiche, perché lo spirito del rugby, il gioco di squadra è quello che ci ha caratterizzato. Però auguri davvero di buon Natale, di felice anno nuovo, e che sia un Natale all'insegna certamente della responsabilità e della sicurezza, ma anche all'insegna delle emozioni. E colgo l'appello appunto lanciato dal servizio che abbiamo visto prima: diciamoci una volta in più ti voglio bene. Credo che sia il messaggio più bello, e cerchiamo di ricucire, recuperare quella pace sociale che ultimamente abbiamo un po' perso. Se staremo uniti, se faremo squadra, vinceremo anche la sfida contro il Covid. Grazie a Mario Conte, buon Natale a lei e ai suoi cari, sindaco di Treviso. Ora c'è un'altra persona che vuole farci gli auguri, che è il senatore Andrea Ferrazzi. Senatore Ferrazzi, un 2021 non facile, ma dei progressi sono stati fatti. Qual è il bilancio di quest'anno? Beh, guardi, è un bilancio, diciamo, di un anno complicato, diciamolo pure, per gli italiani, per i veneti. È stato un anno di sacrificio, è stato un anno ancora all'insegna del Covid purtroppo, e questa battaglia la stiamo appunto combattendo da tempo e dobbiamo uscirne vincitori. Certamente non ne siamo usciti per nulla, anche i dati di queste settimane, di questi giorni sono preoccupanti, però se noi facciamo raffronto con quello che è successo, con quello che succedeva 12 mesi fa, eravamo sostanzialmente quasi in lockdown, la situazione è migliorata, e questo grazie ai vaccini. I vaccini stanno dimostrando che possiamo uscirne, e che se anche i non vaccinati riescono a convincersi sull'utilità personale e sociale di questo provvedimento, ne usciremo anche speditamente. Questo però è stato anche l'anno del rilancio. Il Times ha dedicato la copertina all'Italia, ha definito l'Italia il paese con il miglior successo al mondo. Il nostro impegno attraverso l'appoggio al governo Draghi è stato un impegno fin dall'origine, quindi anche oggi assolutamente convinto, perché stiamo crescendo al 6,3% del PIL, è il paese occidentale che cresce di più, è il paese che ha più possibilità di sviluppo. Ecco, dobbiamo crederci tutti insieme, perché non solo dobbiamo uscire da questo tunnel, ma dobbiamo uscire con un panorama ancora migliore del precedente. Importanti novità sulla riforma costituzionale, con il raggiungimento anche di grandi obiettivi, soprattutto anche in ambito ambientale. Sì, abbiamo lavorato su moltissimi provvedimenti, alcuni hanno avuto delle ricadute dirette nei nostri territori, nel territorio veneto, e certamente quello di cui lei parla adesso è fondamentale. Abbiamo modificato la Costituzione. Io ho avuto l'onore di essere nel comitato dei 7 che ha scritto il nuovo testo costituzionale. Il prossimo Presidente della Repubblica voterà su una nuova Costituzione, una Costituzione che vedrà al suo interno il riconoscimento del diritto dell'ambiente, della difesa della biodiversità, degli ecosistemi, dell'interesse delle future generazioni. Dunque una solidarietà non solo intragenerazionale, ma intergenerazionale. C'è una Costituzione che guarda il futuro, una Costituzione che guarda l'ambiente come grande risorsa anche di creazione di benessere, di ricchezza. Ecco, per la prima volta siamo riusciti a abbiamo modificato uno dei primi 12 articoli della Costituzione, uno dei principi fondamentali. Non era mai successo in 73 anni. Io ho avuto l'onore di scriverlo e sono assolutamente contento che la stragrande maggioranza del Parlamento abbia votato a favore. È un passo di civiltà molto importante per noi e per i nostri figli. Ferrazzi, lei è veneziano e anche per Venezia questo non è certo stato un anno semplice, dopo la mazzata subita prima con l'acqua alta e poi con la pandemia. Ma guardi, Venezia è una città straordinaria, meravigliosa, è una città unica al mondo, è l'unica città del mondo sentita propria da tutti gli abitanti della terra. E quindi è un patrimonio che noi dobbiamo valorizzare, che dobbiamo rendere vivibile per i veneziani, e questo non è facile, che dobbiamo proteggere, dobbiamo rilanciare. Non c'è dubbio alcuno che la pandemia ha colpito moltissimo il settore del turismo e dunque di Venezia, che vive anche di turismo. Vede, noi ci siamo impegnati, mi sono impegnato a sostegno delle compensazioni di chi ha pagato lo scotto, i commercianti, gli artigiani, chi lavora di turismo, ma anche per rilanciare Venezia, perché Venezia si deve fare trovare pronta nel momento in cui si esce da questa pandemia, e dunque dobbiamo sviluppare una serie di attività
a 360 gradi. Venezia non può vivere solamente di turismo, vive anche di turismo, ma deve sviluppare tutte le proprie potenzialità, che sono commercio, che sono industria, che sono ricerca, che sono università. Ecco, questa è la grande sfida. Sulle bag interne, mi consenta oggi insomma lei sa che non ho un giudizio così positivo, diciamo. Credo che Venezia possa e debba essere governata molto meglio, con più trasparenza, con più prospettiva, con degli interventi davvero di radicale trasformazione come avrebbe bisogno. Però vede, è importante capire che noi non solo non abbiamo mai fatto mancare l'aiuto a Venezia da Roma, ma io vivendo in quel territorio lo faccio quotidianamente, lo faccio convintamente, a prescindere dal colore politico di chi governa la città. Perché è vero, ieri Brugnaro ha fatto bocciare in Consiglio Comunale tutti gli elementi dell'opposizione. Noi non siamo così. Se ci sono delle proposte importanti, le accogliamo e aiutiamo le amministrazioni di tutte le città d'Italia a prescindere dai colori politici. Qual è l'augurio che lei si sente di fare alla città e ai veneziani? È l'augurio di poter rialzare la testa con orgoglio, è l'augurio a una città e ai cittadini che sono coloro che hanno vissuto nella tradizione della Serenissima, una tradizione gloriosa. La Serenissima era la repubblica più importante di tutto il Mediterraneo, riusciva con la propria cultura, con i propri commerci, con la forza politica, ad essere un interlocutore fondamentale su 3 continenti in un colpo solo. Ecco, io auguro che Venezia possa riprendere in mano le proprie redini, diventare davvero di nuovo quella città che merita di essere. Bene, così è con l'augurio alle radici della Serenissima. Ci salutiamo e rinnovando un buon Natale a voi tutti. Speriamo di aver passato una parte di questa giornata importantissima, il Santo Natale, perché noi lo diciamo a differenza di chi vorrebbe toglierci questa parola, e di averlo fatto appunto insieme con piacere, con tante cose, tante interviste, tanti approfondimenti e ancora una volta quest'anno passato insieme in un periodo complicato. Speriamo ci sia un po' di gioia e di serenità in più. Grazie a voi tutti e dal gruppo Media Nord Est un forte e buon Natale a voi tutti.